Buongiorno da Panarella, siamo nella chiesa dove il 24 giugno verrà intronizzata la Madonna di San Juan, icona che vediamo nelle immagini, e siamo con Paolo Rigoni, autore del libro Dal Messico al Polesine sulle strade del culto mariano. E ci facciamo spiegare da Paolo questo libro e con chi ha collaborato. Io, a dire la verità, ho curato questo libro, ma assieme a me hanno scritto, ci sono stati altri interventi. Giovanni Raminelli, che ha parlato dei culti mariani nella diocesi di Ferrara, lungo la riva destra del Po. Poi Monsignor Marangon della diocesi di Chioggia, che si è soffermato sulla Madonna, sul santuario di Petorazza Pavafava. E poi ancora Luciana Passarella, che ha percorso in lungo e in largo la diocesi di Adria proprio per rinvenire le tracce del culto mariano. Un culto mariano che è molto antico, come dice il vescovo di Adria, Rovigo, nella presentazione, in quanto presso la cattedrale di Adria è conservata un'antica lastra marmorea relativa alla proclamazione della Madonna Madre di Cristo, avvenuta nel Concilio di Efeso del 431. Quindi una devozione molto antica che è passata attraverso l'Alto Medioevo, attraverso il Basso Medioevo, e che poi nel corso del Cinquecento e poi nella seconda metà del Cinquecento con il Concilio di Trento, grazie all'attività dei vescovi riformatori come il vescovo di Adria, il cardinale Giulio Canani, si è consolidata e si è diffusa contemporaneamente e secondo le strade dei culti che si sono diffusi un po' in tutta Italia e in tutto il mondo in sostanza. Ecco, in un momento di spiritualità anche in difficoltà, quanto c'è bisogno in questo momento qua di valutare e rivalutare il mito mariano? Molto, molto, molto. Ad esempio ricordo che l'ultimo avvenimento mariano che abbia interessato in modo massiccio il Polesine è stato il 1954, quando ci fu la proclamazione dell'anno mariano nel centenario del dogma dell'Immacolata Concezione, avvenuta nel 1854. Ecco, quello fu l'ultimo avvenimento che vide i paesi coinvolti in processioni, in preghiere. C'è molto bisogno senz'altro, perché noi abbiamo perso il senso del sacro, noi abbiamo il dovere, il bisogno di recuperare il legame con la terra, il legame sacrale che ci univa alla terra. Abbiamo perso il contatto con la natura, abbiamo perso il contatto col tempo e quindi siamo diventati un po' non ci ritroviamo più in questa società, ci sentiamo espropriati. Ecco, fa una certa pena vedere tutti quei capitelli campestri, quelle chiese di campagna, chiesette, oratori attualmente abbandonati, che sono fagocitati quasi dalla popolazione, capitelli che avevano quasi il compito di difesa proprio dei confini della comunità e che davano identità anche alla comunità. La ringrazio, naturalmente chi vuole acquistare il suo libro dove può trovarlo? Allora, lo può trovare qui in chiesa al termine della presentazione, poi lo metteremo anche nelle librerie e diffonderemo attraverso i social i luoghi dove si potrà trovare.